con il direttore dell'impresa che distribuisce il ferro e l'acciaio a Stoccolma. E alle 10:40 devo stipulare un accordo internazionale con la multinazionale per la distribuzione del petrolio in Groenlandia. E alle 13:01 ho un pranzo di lavoro con il segretario per gli affari generali. Ma alle 18:45 ho un'intervista in diretta per la televisione. Sono le 8:45, Peter. Calmi. Ascensore. Ascensore. Oh, Peter, ti dovrai fare tutte le scale a piedi. No, devo fare le scale. Primo piano. Come va l'acciaio? Duro, eh? Allora il viaggio a Stoccolma com'è andata? Bene, eh? E l'atterraggio? Così così, un po' di matrimonio. Oh, via passerà! Senta, la prossima volta che torno da Stoccolma me la porta una ringa? Tu! Me ne porta due, grazie, come buono lei, grazie. Domani? Qui? Alla stessa ora? Oh, certo. Oh, sì, arrivederla, con molto piacere, arrivederla, Spaventi. Secondo piano. L'ultima volta che ci siamo incontrati, ma sapete, a posto, è così magro, pallido. Ah, ho capito! Deve essersi per confondersi con tutto quel ghiaccio che c'è su in Groenlandia, giusto? Che parendola, siamo al Polo Nord, orsi, tigri, pinguini. Senta, come scusi che viene un vicolo? Che cosa vicolo? Un quartiere? Un ristorantino è una casa, una casa familiare che c'è dentro, ma sotto quel ghiaccio chissà quanto petrolio che scorre, fiumi di petrolio. E a proposito di petrolio, me lo firma questo contrattino, non le va la Viro, ma qui la mia. Domani qui alla stessa ora? Oh, certo! Freschissimo! Arrivederla! Arrivederla! Spavisci! Terzo piano! Ciao, direttore, come va? La trovo in forma! Prego, si sieda! Si sieda! Si sieda! No, prima lei! No, prima lei si figuri! Si siede, insomma, sentiamoci assieme, al 3! Non ci sente? Così, al 3! 1, 2, 3! Là! Bene, direttore! Senta, come? Ah, 2 aperitivi con 2 olive. Cameriere, 2 aperitivi con 2 olive, grazie! Direttore, l'azienda va con piede, ma quelle lì sono mele, io dicevo mele. Le vedi? Ma se si potesse fare quella telefonatina al presidente. Ma sì, dai, la telefonatina, poi abbiamo parlato l'altro giorno, io e lei, la storia.
Gabriella, nella pa, papà, bene, mangi le noccioline, grazie. No, noccioline, Presidente, domani qui, alla stessa ora, certo, arrivederla, grazie. Sparisce. Che stanchezza. Avrei bisogno di un po' di riposo. Prima quello là con l'acciaio, poi questo fatto per petrolio, poi quello di ciò che non cazzo dello spettacolo. Piano. Piano siete. Sono già le 18 qua. All'intervista. Sì, sono. Come non sorrido? Certo che sorrido, sono pronto. E sono un po' bianco. Cerone, sono pronto. Pronti con le luci? Via, e 1, e 2, e 3. Buonissima serata a tutti voi. A te, che mi stai ascoltando, ai tuoi figli, alla tua fantastica famigliuola. Ricordatevi, il nostro motto è lavorare, produrre e non perdere tempo. Lavorare, produrre e non perdere tempo. Lavorare, produrre e non perdere tempo. Sono ancora in grande? No. Bene. Allora come sono andato? Ero sciolto, naturale. Come? Domani qui ancora un'altra intervista. In diretta. Sì. Va bene, grazie. Arrivederci. Ci porta a casa. Ma dai che lo sa dove è casa nostra? Dai, semaforo a destra. Dai. Qui va bene. Qui! Ma perché non fai 500 metri avanti e poi non fai 500 metri indietro? Io resto, compagni. No. Devi sparire.